La rabbia, la vendetta e anche le indagini, quindi la giustizia terrena, si devono fermare sulla porta della chiesa. Di terreno solo lo sgomento, il dolore e le domande senza risposta possono seguire in terra sacra la bara che contiene i resti di Marianna Sandonà, la donna uccisa a coltellate dall'ex compagno a inizio giugno. E questo è il punto centrale del funerale della donna assassinata a Monte Caldella, quasi una richiesta a lasciarla fuori, a seccare sotto il sole la rabbia e il desiderio di rivalsa. La chiesa dell'Annunciazione di Grisignano non ha potuto contenere l'affetto di quanti hanno voluto tributare un ultimo saluto a Marianna e molti sono rimasti all'aperto, sotto il sole di giugno, ad aspettare l'uscita del feretro al termine delle esequie. A Grisignano sono arrivati tantissimi amici e conoscenti della Sandonà e molti colleghi della Dub Pump di Mestrino, dove la donna lavorava da tempo. Molte le spillette rosse con il fiocco antifemminicidio, tanti i volti distrutti dal dolore. Durante l'omelia il sacerdote ha concesso solo poche parole all'omicidio e ai fatti di cronaca che hanno portato a un epilogo così tragico delle vicende umane di Marianna, concentrando l'attenzione dei presenti sulle implicazioni religiose e di fede. Domande, sconcerto, dolori, sentimenti che ci accomunano e che soprattutto ci suggeriscono il silenzio. Alla fine il silenzio e la tensione della cerimonia funebre si sono sciolti in un lungo applauso al passaggio della bara che portava Marianna nel suo ultimo viaggio. Amici e parenti si sono avvicendati per una carezza al feretro e c'è chi ha lasciato un fiore, ma negli occhi di tutti era sempre presente la domanda a cui nessuno sa trovare risposta: come è potuto accadere?